Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Si alza il sipario su Opera on Ice, il grande spettacolo del 1° ottobre in cui la lirica per la prima volta incontrerà il pattinaggio artistico in una cornice d'eccezione, l'Arena di Verona. Uno spettacolo unico che porterà sul palcoscenico ghiacciato le arie più belle delle opere in programma nel calendario lirico 2012 dell'Arena. Alla presentazione del 28 settembre 2011 erano ospiti Carolina Kostner e Stéphane Lambiel, assieme al sindaco di Verona Flavio Tosi, agli sponsor ed agli organizzatori dell'evento. Credo l'Arena sarà il contenitore ideale, unico, irripetibile per ospitare un evento che quest'anno appunto è una prima, ma speriamo che si possa anche ripetere negli anni. Mi sento una grossa responsabilità addosso comunque. Però abbiamo lavorato con dei bravissimi coreografi e io credo che diventerà una bellissima cosa. Il pensiero di infatti avere tante persone che vengono a vederti, tutti che si sono impegnati tantissimo per realizzare questa cosa, solamente quelli che adesso con 30 gradi di caldo provano a mettere il ghiaccio nell'arena, i coreografi, l'orchestra. Sì, sarà poi l'insieme che ti spinge a voler dare il massimo. Uno spettacolo unico si è aperto anche davanti agli occhi della Kostner e di Lambiel quando hanno messo piede all'interno dell'arena, accompagnati dalla stampa, per vedere l'andamento dei lavori. Mon impression en entrant dans l'arène en ce moment, c'est une grande impression. On sent l'histoire, on sent qu'il s'est passé énormément de choses ici. Et puis de voir qu'il y ait autant de gens qui sont en train de travailler pour qu'on ait la glace et tout, je pense que je vais avoir beaucoup de fierté au moment où je vais pouvoir entrer sur la glace. Et je vais penser simplement à toute l'équipe qui a participé à ce spectacle, à ce projet. C'est un énorme projet, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'avoir la chance et l'opportunité de patiner dans l'arène de Vérone, c'est juste incroyable. Nei 3 giorni antecedenti l'evento, centinaia di persone hanno lavorato per costruire una pista regolamentare all'interno dell'arena, utilizzando ben 35.000 litri d'acqua. Altre centinaia sono già pronte per lo spettacolo. Le 180 persone del coro e dell'orchestra dell'Arena di Verona, la macchina della sicurezza, senza dimenticare ovviamente i campioni che saranno sul ghiaccio sabato sera. Oltre a Carolina Kostner e Stéphane Lambiel si esibiranno Anna Cappellini e Luca Lanotte, le Hot Shivers, le coppie Delobel e Schoenfelder, King Pang e Yantong, Tatiana Totmianina e Maxime Marinin ed Emmanuel Sandou. Lo spettacolo raccoglierà anche fondi per l'associazione Un Cuore, Un Mondo Padova Onlus, nata nel 1993 con lo scopo di dare un sostegno concreto alle famiglie di bambini cardiopatici. Quindi l'appuntamento con i grandi campioni del pattinaggio è fissato per sabato 1° ottobre all'Arena di Verona. Per chi non potrà esserci, l'appuntamento è al cinema o, il giorno di Natale, su Canale 5.